del match appunto che assegnerà il terzo posto, la medaglia di bronzo di queste Final Four di fronte Velo Calcio a 5 e Vicenza Calcio a 5, due deluse della semifinale andata in scena, della doppia semifinale andata in scena nella giornata di ieri. Le due formazioni ovviamente sono state sconfitte rispettivamente per mano del Real San Pietro e del Futsal Trissino con i punteggi di 4-3 e 5-0 e puntano quest'oggi a rifarsi per ottenere almeno la medaglia di bronzo e salvare il proprio orgoglio e soprattutto farsi valere al meglio delle proprie capacità. Calcio d'inizio che verrà dato dalla Velo Calcio a 5 con Andrea Zuccollo sul punto di battuta. Il pallone Zuccollo, partita ora la sfida, la contesa del palazzetto di Montecchio Maggiore. Ora la palla scaricata sulla sinistra. Possesso palla da parte del Velo Calcio a 5. Ora recupera la sfera, c'è un duello sull'out di sinistra, si appropria della sfera, in questo caso Omar Lezza. Anzi era Maurizio Vergadoro, pardon. Possesso palla per il Velo, che ricomincia dalle retrovie con Fondase. Ancora possesso dalle retrovie con Fondase, lancio in profondità che viene interdetto opportunamente dalla difesa del Vicenza Calcio a 5. Ottimo il duello e il contrasto sull'out di destra. Rimessa laterale a favore del Velo. Possibilità ora di avanzata per il Vicenza Calcio a 5 che però è costretto ad indietreggiare. Allora Cesario cerca un pertugio in cui far filtrare il pallone. La rimessa laterale è comunque a favore del Vicenza, che sta indubbiamente manovrando il pallone con tutta calma, almeno in questa fase di gioco. Cesario, la palla fatta filtrare su Vergadoro, ancora Cesario, scarico all'indietro su Ferragu, poi viene steso in maniera regolare il giocatore della Vicenza, ovviamente si tratta di Riccardo Cattin, classe 87. Ora ribalta il fronte il Velo. Grazie. La palla viene calciata dalle retrovie e viene spedita nuovamente nel fallo laterale. Abbiamo qualche problema, qualche difficoltà con il riconoscimento dei giocatori, in quanto le distinte consegnateci non sono del tutto complete. Portate pazienza. Lancio in profondità, cercando in questo caso lo spazio per Vergadoro, che non può agganciare, porta comunque a casa un prezioso fallo laterale che andrà a battere ora il numero 6 Nicola Ferragu, classe 93, sul punto di battuta. Ora il tentativo di Cesario e poi e poi il tiro che finisce sul fondo. Possesso Velo, che ricomincia dalle retrovie. Menara, lo scarico per Comparin,
Ora lo scavetto nella zona proprio di Comparin, che si era infilato in uno spazio comunque interessante. La palla viene spedita più distante possibile, sputata al di fuori dell'area di rigore, più lontano possibile dalla porta. Ancora Comparin, possesso per il Velo, scarico per Menara, Fondase al dialogo col compagno, la sfera non viene tenuta in vita e dunque Zuccollo deve cedere il possesso agli avversari. Manovra la Vicenza calcio a 5, fase di stallo totale in questo momento alla palla con Ladi. Nessuna delle due squadre sembra dare l'impressione di poter primeggiare qui alla palla con Lodi. Menara, possesso per il Velo, il tentativo con Zuccollo che ha cercato l'1-2 per mandare nello spazio il compagno, legge bene il Vicenza che ribalta il fronte con in particolare Nicola Ferragu che ora va a battere la rimessa. Il tiro dalla lunga distanza tentato da Cesario e poi ancora una volta il Vicenza pericoloso con Vergadoro, il cui tiro viene ribattuto. Ribalta il fronte ancora una volta il Velo calcio a 5 e porta a casa un prezioso calcio d'angolo, il primo di questo match. 21 spettatori connessi in diretta, ricordiamo ovviamente di condividere il più possibile questa live per aumentare i numeri in termini di presenza e di ascolti, perché ovviamente questo è un evento alquanto meritevole di attenzione e di presenza di pubblico. Due tentativi, il primo del Velo e poi sul ribaltamento ha tentato Riccardo Cattin, nulla da fare in entrambi i casi. Possesso per il Velo, lo scarico all'indietro di Zuccollo, con due tocchi si cambia versante del campo, poi interdice la manovra opportunamente Nicola Ferragu. La palla viene fatta filtrare ma recupera ottimamente il Vicenza calcio a 5 che avanza con Cesario e poi viene murato Ferragu da un ottimo intervento dell'estremo difensore del Velo, che ora ordina un cambio. Sta per entrare il capitano Omar Lezza, classe 84. Cattin addomestica il pallone in qualche modo il capitano del Vicenza, che scarica verso il centro dell'area non trovando alcun compagno. Cattin, scarico a destra, viene rimontato e ostacolato in questo caso Ferragu. Eccolo capitano Lezza all'ingresso in campo. Si giocherà per 30 minuti in questa prima frazione di gioco, due tempi da 30 non composti dal tempo effettivo, viene semplicemente fatto scorrere il cronometro come usualmente avviene nelle gare di calcio a 11. Ricordiamo a tutti gli spettatori a casa, siamo ora al minuto 7:38, almeno per quanto ci fornisce la regia. Lezza all'indietro, nel cerchio in centrocampo manovra il Velo. Comparin, la palla spiove pericolosamente dalle nostre parti, per poco non veniamo colpiti da essa. Tutto ok, rimessa per il Velo ancora con Lezza. La palla viene fatta filtrare per vie centrali. Zuccollo funge da perno della manovra in questa occasione per poi defilarsi sul lato di sinistra, cercato poi Davide Fondase che arriva a grandi falcate sul lato opposto. Nulla da fare per il Velo, così come in questo caso il Vicenza non può affondare il colpo e il Mira ha tentato il tiro cross non trovando alcun compagno, non trovando alcuna traccia.
fallo di fondo per il Velo già battuto, persiste l'equilibrio, qui è la palla con Lodi, gestisce il pallone nelle retrovie Fondase, poi lo spazza un po' alla cieca, più per evitare guai ai suoi che per effettive ambizioni di far proseguire la manovra. Lezza fa filtrare soltanto per un attimo, recupera il Vicenza che va al tiro con Elmir, attentissimo l'estremo difensore del Velo Calcio a 5 che poi lascia scorrere il pallone oltre la traversa. Ci sta provando il Vicenza a più riprese, il Velo comunque si difende bene, una partita equilibrata, piacevole sino a questo momento. Rimessa laterale a favore del Vicenza, recupera il Velo che ora va al tiro con Andrea Zuccollo, la girata mancina del numero 8 si spegne sul fondo, non di troppo. Prima grande occasione del match, lo possiamo dire, arriva al minuto 11. Ancora una volta il Velo andrà a battere il fallo laterale, Velo che ieri, lo ricordiamo, è stato sconfitto per 4-3 dal Real San Piero, in un match in cui intanto ancora una volta in attacco la formazione in maglia granata non fa filtrare Lezza, possibilità di ribaltamento del fronte con in questo caso Cesario che tiene in vita intelligentemente il pallone. Cesario, giocatore classe 81 con la maglia numero 3, lancia in profondità, una sorta di tiro cross di Dennis Gobbo che non trova né la porta avversaria né tantomeno accompagna il centro dell'area. Le due squadre ci stanno provando con le proprie armi, si stanno spartendo la posta in palio equamente sino a questo momento. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari sono previsti 2 tempi supplementari della durata di 5 minuti e poi eventualmente la lotteria dei calci di rigore. Vi ricordiamo poi di rimanere sintonizzati per assistere alla finale della categoria femminile Under 15 e poi alla finalissima di questo torneo Endas che in cui si affronteranno per l'appunto Real San Piero e Futsal Trissino. Recupera ancora il Velo, Bagar per vie centrali e nuovo fallo laterale. Alla battuta Lezza, lancia in profondità, scaraventato a terra Dennis Gobbo, sembra tutto regolare almeno a giudizio dell'arbitro. Ricordiamo anche di commentare il più possibile nella live chat perché vi renderemo protagonisti di questa diretta. Colpo di testa all'indietro, in questo caso di Derizzo, direttamente verso il suo estremo difensore. Gobbo cerca l'1-2 sull'out di destra, recupera il Vicenza solo per un attimo, ancora Gobbo al tiro, presidia al primo palo l'estremo difensore vicentino Thomas Pagani e poi la botta dalla 3 quarti di campo sorvola la traversa per questione di centimetri. Rimessa dal fondo per il Vicenza, lancio a tagliare il campo Micheletto, prova a destreggiarsi, appena entrato in campo lo recupera Gobbo che poi calcia addosso a Riccardo Cattin. Altra possibilità dalla lunetta del calcio d'angolo per quanto riguarda il Velo Calcio a 5 che ora preme fortemente il piede sull'acceleratore, la palla all'indietro per Lezza, colpisce in pieno Derizzo e poi svirgola la conclusione senza trovare la porta avversaria. La sensazione comunque è che il Velo sembra averne di più in questa fase del gioco, seppur il Vicenza comunque sia andato più volte al tiro nei minuti precedenti. Lancia in profondità un po'
alla cieca, comunque fuori misura per Micheletto, che non può mai arrivarci. Il Velo sembra manovrare con maggior precisione il pallone, sembra avere più convinzione quantomeno negli ultimi minuti di gioco, negli ultimi istanti. Lezza in profondità, cercato e trovato un suggerimento per Zuccollo che fa carambolare la sfera addosso ad un avversario. Gobbo fa filtrare e poi calcia con il proprio destro, una sorta di traiettoria a giro ma comunque tesa e potente che fa la barba alla traversa. Possibilità ancora per il Vicenza, lancia in profondità, poi Lezza controlla, addomestica, va in profondità senza trovare alcun suggerimento. Cambio nel frattempo nelle file del Velo, dentro Davide Fondase, classe 90, facente parte del quintetto titolare iniziale proposto da mister Schiro. Ora riceve Castignero, anzi pardon, abbiamo confuso i numeri 2, si trattava ovviamente di Aziz El Mir, classe 88, numero 2 della Vicenza Calcio a 5. Perdonateci anche per i colpi di tosse che talvolta sentirete, purtroppo l'influenza stagionale non ci ha risparmiato, ce la facciamo comunque andare bene e proseguiamo con il commento. Ora palla in profondità e tentativo con la punta da parte di Struzziero, appena entrato in campo, è decisivo l'estremo difensore del Velo. Possibilità dal lato opposto per Gobbo che viene steso, primo fallo del match commesso dal Vicenza Calcio a 5, anzi pardon, è il secondo come ci suggerisce il tabellone luminoso. 28 spettatori connessi in diretta, sempre 0-0 in questa finale valevole per il terzo quarto posto che si sta disputando alla Palacollodi, dinanzi comunque ad una buona cornice di pubblico, all'incirca una cinquantina di spettatori presenti sugli spalti del palazzetto di Montecchio Maggiore. Calcio da fermo che va a battere ora il Velo, che imposta e calcia in porta con Derizzo. Colpo da fermo da parte del classe 89, deviato in calcio d'angolo da Pagani. Recupera ora il Vicenza solo per un attimo. Ora Lezza fa filtrare nella zona di Gobbo, possibilità di 1 contro 1, ancora nella zona di Lezza, ottimo l'1-2, arriva in porta, in questo caso Gobbo che poi viene steso. E sportivamente in questo caso Mattia Micheletto mette la sfera in fallo laterale, gli dedichiamo un applauso perché era una ghiotta occasione in contropiede che la Vicenza non ha sfruttato o quantomeno se n'è privata per permettere sportivamente le cure all'avversario. Richiamato in panchina Dennis Gobbo, probabilmente dolorante per il colpo subito, non vuole rischiare mister Schiro e dunque dentro Enrico Castignero al suo posto. Possesso Vicenza. Aziz El Mir scarica sulla laterale opposta, o meglio nelle vicinanze, e il pallone alla fine finisce in rimessa laterale, battuta adesso da Castignero che riceve ora. Possesso dalle retrovie per il Velo. Comparin, Lezza, alza la testa Castignero, cercata e trovata una traccia per Comparin che sfonda in qualche modo, anche grazie a una serie di rimpalli. Il Vicenza se la cava solo per un attimo, perdendo il controllo della sfera. Alla fine Lezza può avanzare, recupera il pallone El Mir che poi calcia in porta per distanza siderale. Time out richiesto dalla Vicenza Calcio a 5. Andiamo a sentire quanto ci raccontano i protagonisti in campo, andiamo a sentire il parere del mister.
Siamo con meglio che stiamo morendo tutti per niente. Sì, ma ragazzi, stiamo anche più larghi, passiamoci la palla. Questi sono tutti giusti, bisogna... Facciamo due rimesse, raga, bisogno dell'appoggio. Partiamo a 3, sì, non partiamo mai a 3. Ma raga, i tecnici. No, vabbè. Partiamo, cioè, facciamo sempre a 2. Cioè, basta anche lanci. Dai che siamo capaci. Ale. Questo era dunque il time out del Vicenza Calcio a 5, che ovviamente ha potuto riorganizzare le idee in vista del prosieguo del match. Time out richiesto giustamente da mister Ranzan per spronare un po' i suoi ragazzi. Calcio d'angolo che ora il Vicenza punta a sfruttare nella maniera più opportuna, e per poco non ci riesce con Micheletto che di prima intenzione spedisce sopra la traversa. Una buona chance comunque per il Vicenza che si riaffaccia dalle parti della porta avversaria. Fraseggio per il velo, Comparin scambia con il compagno, si propone Castagnero a destra, viene ignorato, si passa dunque dai piedi di Fondase, ancora Castagnero, poi Lezza, indietreggia, scarica su Fondase, fronteggiato opportunamente, ottimamente da Struzziero. Altra possibilità con un out guadagnato dalla formazione del velo. Castagnero, pressato e costretto alla fallo laterale, sembra comunque innalzarsi il baricentro della formazione vicentina. Ora Fondase tenta il tiro cross, era più un traversone che un tiro in porta, che comunque non trova i frutti sperati. Viene incontro al pallone il Mir, lancia in profondità un po' alla cieca senza poter trovare alcun compagno e tantomeno la porta avversaria. Castagnero detta il movimento al compagno, venendo ignorato. Eccolo servito ora Enrico Castagnero, passa davanti alla nostra postazione e viene chiuso in fallo laterale. Sarà a favore del Vicenza. Riccardo Cattin sul punto di battuta, bisogna ribattere la rimessa laterale in quanto l'arbitro non aveva dato il segnale d'ok. Cesario in profondità senza trovare alcun compagno, possesso velo all'altezza della linea di centrocampo. Castagnero si propone a destra, alla fine recupera il Vicenza. Cattin, Cesario non riesce a sfondare, ottima l'iniziativa almeno negli intenti, ma viene ostacolato in maniera decisiva. Lezza prova a destreggiarsi, finta con una gamba e con l'altra e poi chiusura in out. L'arbitro ha qualcosa da dire a Cesario, o meglio bisogna permettere le cure al giocatore classe 81 in quanto è visibilmente sanguinante allo stinco. Dentro dunque il capitano del Vicenza, Maurizio Vergadoro, giocatore classe 90. Possesso ancora per il velo, Lezza lungo in profondità, Vergadoro fa filtrare e Pagani può andare alla rimessa. Micheletto addomestica, si libera o quantomeno prova a farlo, venendo rimontato da Andrea Comparin. Deviazione e fallo laterale quando siamo ora nel corso del 24esimo minuto. Colpo di testa interdetto, poi Micheletto non può addomesticare il lancio in profondità propostogli da Cattin. È una Vicenza che sembra crescere, comunque sembra fermentare alla distanza. Il velo fatica ora a proporsi dalle parti di Pagani, prova a farlo ora con Castagnero, chiuso sul primo palo proprio dall'estremo classe 98,
compie una gran parata e qui non ce n'è bisogno in quanto Comparin calcia al di sopra delle montante. Rimessa dal fondo per Pagani, in profondità, colpo di testa a smistare la sfera al di fuori del campo, rimessa laterale per il Vicenza. Cattin non trova il compagno e poi commette fallo, il terzo della Vicenza. Time out ora richiesto da mister Giorgio Schiro, andiamo a sentire cosa ci raccontano i protagonisti in campo. Due cose, la prima, in fase difensiva, quando mi sei il pallone, uno marca, l'altro uno va in pressione e l'altro si stanca per non fare. Adesso il calcio di punizione, il problema è buona questo, lo sappiamo fare, se lui vai a fare il blocco, ok, e si deve. Sulla partenza 3 mi marcano solo. No, tu aspetti quanto? Proviamo lo stesso. Attenzione, il laterale opposto che entra quando il pallone in fase transitoria, il pallone alto, ok? Non sembra stare sempre in pallone, c'è proprio spazio in mezzo, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Meno in più in centro, meno in più perché il campo è grande. Le indicazioni di mister Giorgio Schiro, che ovviamente vuole tenere su di giri la propria squadra, non vuole cali di tensione e soprattutto pretende delle correzioni anche a livello tattico con cui ovviare al baluardo proposto dalla Vicenza. Fallo laterale ancora guadagnato dalla formazione biancorossa, che ora manovra sull'out di destra per poi invertire le fronte. È entrato in campo nel frattempo anche Nicola Ferragu, che spende i suoi primi minuti o quantomeno degli altri minuti sul parquet di gioco. Ora qua fa sfilare il pallone intelligentemente, senza troppi affanni a dire il vero, per Pagani. Il velo recupera con Fondase che arriva quasi a ridosso dell'area, il tiro cross non viene corretto in rete successivamente. Era stato comunque caparbio il suo compagno nel proporre questo traversone, credendoci fino all'ultimo. Gobbo, doppio rimpallo, sfera al Vicenza, Ferragu all'indietro, passeggio appena entrato in campo, fa filtrare nella zona di Capitan Vergadoro, la cui deviazione finisce sul fondo. Qui la sfera varca la linea di delimitazione del campo e allora il velo può recuperare, con il ginocchio addomestica la sfera Cesario e la cede a Pagani. Ora Vergadoro, spalle alla porta, viene chiuso, Fondase in una possibilità di 3 contro 1, arriva fino in fondo e miracolo da parte di Pagani sul destro piazzato di Dennis Gobbo. Destro piazzato, chiediamo scusa ovviamente per i colpi di tosse, ma poco ci possiamo fare. Destro piazzato di Dennis Gobbo, dicevamo, deviato nel calcio d'angolo. Ora la conclusione, deviata quasi da difensore aggiunto, è stato Zuccollo in questo caso a smorzare il tiro, poi Comparin costretto ad allargarsi, viene chiuso da Cesario e poi recupero nuovamente del velo che viene steso in maniera regolare. Andrea Zuccollo, semplicemente scordato del pallone e soprattutto ha perso l'equilibrio. Non c'è stata alcuna infrazione, dunque il fallo di fondo è già stato battuto dal Vicenza. Lancio in profondità senza trovare alcuna traccia. Zuccollo, il vice capitano della formazione in maglia granata. Gobbo, 1 contro 1 possibile con Ferragu, scambio e palla al centro, riesce nella chiusura, nell'interdizione, opportunamente passeggio.
37 spettatori connessi in diretta, salutiamo tutti i nostri amici a casa, ricordando agli stessi di condividere il più possibile questa diretta. Siamo ora nel corso del 29esimo minuto, a ridosso del 30esimo, dunque ci stiamo avvicinando alla chiusura della prima frazione di gioco. Non passa a comandare il volo, Andrea Zuccolo trova una rasoiata vincente, tagliente, letale per Thomas Pagani, per il Vicenza Calcio a 5, esultanza insieme a tutti i compagni, gioia anche sulla panchina di mister Schiro per la rete che vale il vantaggio, si può dire comunque meritato per quanto il Velo ha fatto vedere in una partita comunque equilibrata, e vediamo anche nel replay che ovviamente vi è stato già proposto la rasoiata del numero 8, Velo ora in fiducia, l'inerzia può essere a suo favore, ma occhio alla Vicenza che recupera in una possibilità di 3 contro 2, arriva quasi fino in fondo con il numero 11 Struzziero, e quest'ultimo va a lambire il palo. Dunque il primo gol dell'incontro arriva quasi in chiusura di primo tempo, lo segna, come abbiamo detto, il vice capitano della formazione del Velo, Andrea Zuccollo. Viene steso irregolarmente Alessandro Struzziero, Zuccollo che peraltro aveva segnato anche nella gara di ieri, persa 4-3 contro il Real San Piero. Calcio di punizione che andrà a battere ora Federico Cesario, si sistema sul parquet di gioco la compagine vicentina, va a battere ora Cesario in profondità cercando Elmir, recupero per il Velo che si fionda nello spazio e arriva quasi a contatto con la porta avversaria, non riesce a correggere in rete in questo caso ancora Zuccol, era sempre lui, la ripartenza era stata guidata da Fondase invece, ora Elmir calcia in porta, trova la deviazione, anzi no, è semplice fallo di fondo, in presa diretta c'era sembrata deviata e smorzata la conclusione, nel frattempo ribaltamento del fronte e destro di Fondase deviato da Pagani, ora non c'è un attimo di tregua, occasioni da un lato e dall'altro, recupera palla il Vicenza e può far partire il proprio fraseggio. Termina però in questo momento la prima frazione di gioco, Velo 1, Vicenza 0, decide il secondo gol in 2 giorni di Andrea Zuccollo che è riuscito con una rasoiata davvero vincente a trovare una grande rete che fino ad ora decide il match, ma c'è tutto nel secondo tempo da giocare. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
E siamo nuovamente ricollegati dalla palla con Lodi di Montecchio Maggiore per assistere insieme al secondo tempo di questo match tra Velo e Vicenza Calcio 5, partita che sta conducendo la formazione di Giorgio Schiro, che sta conducendo il Velo Calcio 5 con la rete messa a segno da Andrea Zuccolo in chiusura di frazione, con un sinistro davvero strepitoso con cui è andato a battere Thomas Pagani per la rete dell'1-0. Qui non c'è fallo ai danni del numero 2 del Vicenza Calcio 5, Aziz Elmir, giocatore classe 88 di grande esperienza, facente parte di questa rosa. Lancia in profondità senza troppe pretese e dunque Pagani alla rimessa. La Vicenza che ora deve ovviamente risalire la china, lo fa con Cesario che scarica a sinistra su Struzziero. Pallone in profondità, letto senza troppi patemi dalla difesa del Velo. Il controllo di Zuccollo, prova a destreggiarsi, cerca una traccia in profondità, cercato in particolare con Parin. Fa sfilare il pallone Pagani, si appropria di questa rimessa dal fondo. Cesario. Ora Elmir. Chiama presso a sé di fatto l'avversario, ma sbaglia la misura del passaggio, cercava Struzziero sull'out di destra. Formazione di Velo Dastico può tornare a fraseggiare. Che recupera però il Vicenza, che trova il pareggio con Riccardo Cattin, recupero di palla in disimpegno e poi destro di punta vincente che non lascia scampo all'estremo avversario. In apertura di secondo tempo la formazione biancorossa torna sul livello del mare, 2 gol a cavallo dell'intervallo e tutto di nuovo in equilibrio. Fondase lancia in profondità per Zuccollo che scava questa sfera in profondità, uscita un po' avventurosa, definiamola così, di Pagani, con entrambi i protagonisti dello scontro che rimangono doloranti a terra. Speriamo nulla di grave per Pagani e il giocatore del Velo, che ovviamente è Menara. Ancora a terra dolorante Pagani. Lo scontro piuttosto irruento tra i due. Si rialza in questo momento l'estremo classe 98, è intervenuto in campo anche Mister Ranzan. Sembra tutto ok comunque per Thomas Pagani, che si è rialzato toccandosi il ventre, ma sembra comunque in grado di proseguire il match. Sfera restituita al Vicenza sportivamente, lancia in profondità cercando e trovando il Mir. Ora l'inerzia del match potrebbe invertirsi, ma occhio comunque al Velo che prova la conclusione con Fondase. Su di lui ritorna la sfera, poi tiro deviato da parte di Menara e ancora una volta costretto a terra Thomas Pagani, che in questo caso urla dal dolore. Mi servono dei bip ovviamente per coprire quel che arriva dal campo, diciamo così. Al di là delle battute sembra essere piuttosto grave la situazione per l'estremo classe 98. Occhio ai possibili colpi di scena, ovviamente urge soccorrere il povero Pagani. Non è ben chiaro dove sia stato colpito il portierissimo della Vicenza. Nel frattempo 25 spettatori connessi in diretta. La borsa del ghiaccio per soccorrere e per aiutare Thomas Pagani, che è stato colpito credo al collo, dove va a posizionare il ghiaccio. Sembra comunque in grado di proseguire il match.
comunque scongiurato il peggio per quanto lo riguarda e ce lo auguravamo fortemente. Ora va a colloquio con i direttori di gara prima di riprendere il gioco. Sul pallone c'è Cesario in questo momento che andrà a battere il fallo di fondo, si tocca ancora il viso, non sembra essersi rimesso del tutto ma comunque stringe i denti Thomas Pagani. Fondase, scavetto in profondità, nulla da fare. Rimessa laterale ancora per il Velo Calcio a 5. Ora con il petto addomestica il pallone Zuccollo, possibilità di controbreak con Struziero vicino alla rete del ribaltone, un sinistro potente, preciso, fuori di un nulla. Possesso palla per quanto riguarda il Velo, fermato e poi filtrante di Elmir che non trova la corrente Cattin, che ambiva la doppietta. Ancora un recupero intelligente per il Vicenza, si lotta su ogni pallone, è bagarre totale in campo, lancia in profondità per Zuccollo, interviene Pagani e spazza più distante possibile, concedendo comunque un fallo laterale al Velo, che va all'impostazione. Comparin, Fondase, Zuccollo si propone sull'out di sinistra, viene servito, poi Comparin, ancora Zuccollo in posizione di tiro, che sia col sinistro con il destro non fa davvero nessuna differenza. Segna ancora Andrea Zuccollo, fa doppietta, 3 in queste Final Four. Davvero delle giocate deliziose da parte del numero 8 del Velo, che qui chiude il triangolo ottimamente con il suo compagno e poi bacia il palo con il destro e fa 2-1. Torna a comandare la formazione guidata da Giorgio Schiro. 1-2 ora tra Comparin e Menara, viene steso in maniera regolare il giocatore del Vicenza. C'è fallo laterale proprio per i biancorossi, la palla viene fatta filtrare senza trovare però alcuna traccia in profondità. La panchina della Vicenza richiede a gran voce di alzare la linea del pressing, soffocare il più possibile il Velo a ridosso della propria area. Ora Fondase fa filtrare con il tacco solo parzialmente, alla fine il Velo conquista un fallo di fondo. Lancia in profondità, ancora Zuccollo da domesticare, sombrero ai danni di Cesario e poi conquista il calcio di punizione, ammonito il 3 del Vicenza. Per distacco il man of the match sino a questo momento Andrea Zuccollo, 2 gol, classe dispensata in campo all'infinito, tante grandi giocate degne di nota e ora punizione per la sua squadra. Se ne incarica in questo caso ovviamente proprio lui. Nulla di fatto comunque per il Velo Calcio a 5, rimessa dal fondo, Cesario nella zona di Cattin che con il tacco ha provato a far filtrare, alla fine spazza il più distante possibile la sfera, l'estremo del Velo. Viene chiuso all'angolo però il team guidato da Schiro.
fallo di fondo per Carlesso, si divincola parzialmente Andrea Zuccollo senza trovare la possibilità di proseguire la manovra. Cesario, Struzziero, 1-2, Elmir viene chiuso sulla laterale sinistra, rimessa già battuta dall'Evelo. Qui la palla viene fatta filtrare nella zona di Fondase, poi arriva Grandi Falcate Menara che si schianta sul palo senza, per sua fortuna, farsi male. Reclama un pallone Thomas Pagani, lo richiede e viene accontentato dal direttore di gara. Possesso palla per il Vicenza con Vergadoro, recupera ancora il volo calcio a 5, il palo nega la tripletta Zuccollo, incredibile. Un altro recupero di palla in disimpegno per la formazione granata vicino alla terza rete. Rimessa dal fondo ancora per Carlesso, lancio in profondità, ora Lezza si destreggia nel cerchio in centrocampo, colpo di testa da parte di Cattin, Bagar per vie centrali, recupera la sfera ancora il Velo con Lezza, Fondase arriva quasi fino in fondo, scarica il centro per Lezza, nulla da fare e allora possibilità per il Vicenza, eccesso di altruismo in questo caso per Cattin che scarica su Vergadoro senza trovarlo, anziché tentare il tiro in porta. Davvero un eccesso di altruismo in questo caso per Riccardo Cattin, che per andare sul sicuro e spiazzare Federico Carlesso ha vanificato una buona trama di gioco. Rimessa laterale per il Vicenza, viene tallonato in questo caso Ferragu ed espropriato della sfera. Lezza, ancora un fallo laterale per la compagine granata, entra in campo Stefano De Rizzo che viene servito ora un po' difettosamente, alla fine il Velo tiene in vita la sfera malgrado il tocco di Micheletto, colpo di testa per le vie centrali, alla fine Lezza fa scorrere il pallone fino a Carlesso, 32 spettatori connessi in diretta, attenderemo giusto un intervento di Pepe da Giuliano anche in questa diretta che sino a questo momento è mancato. Ora Lezza al centro cercando Zuccollo, altra deviazione, altro tocco sotto misura del classe 96, nulla da fare. Palla sul fondo, rimessa laterale a beneficio del Velo. Sono 28 ora gli spettatori connessi nella nostra diretta che vi proponiamo su Futsal Veneto TV. Un gran successo è stato ottenuto sulla nostra pagina con le dirette che vi abbiamo proposto nel corso del torneo delle regioni recentemente disputato in Calabria. Abbiamo seguito l'intera spedizione del Veneto, intanto ancora Zuccollo, Vergadoro riesce nel suo intento e disimpegna le zone più calde del campo. Dicevo appunto un successo immenso nel torneo delle regioni sulla nostra pagina, con tanti collegamenti, scambio di interazioni con il pubblico lungo tutto l'arco della spedizione. Nel frattempo chiude Carlesso qui sul primo palo, concede solo calcio d'angolo. Vicenza che si fa vedere ancora dalle parti della porta avversaria e qui Vergadoro di prima intenzione alza sopra la traversa, da apprezzare comunque il tentativo. Il cambio di campo cercando Lezza, viene ravvisato un fallo, il primo di questo secondo tempo, anzi il secondo, commesso dal Velo calcio a 5. Calcio di punizione sul punto di battuta
due uomini, ossia Ferragu e Vergadoro, schema proposto sul numero 13, rimessa laterale, ancora Ferragu, Vergadoro, scambio 1-2, Micheletto deve destreggiarsi, non trova un varco per sfondare, alla fine si mette in proprio calciando tra le mani di Carlesso. Qui Zuccollo non tiene in vita la sfera, rimessa laterale a favore del Vicenza. Vergadoro, cercato Micheletto e trovato per vie centrali, rompe Vergadoro, fa sua la sfera e riscarica sulle numero 10, sul suo fantasista, che alla fine viene chiuso lateralmente. Out per il Vicenza, bagarre ancora sulle tre quarti del Velo. Lezza viene strattonato vistosamente, tironato per la maglia, sì, viene steso invece Dennis Gobbo, secondo fallo commesso dal Vicenza in questo secondo tempo. Quando siamo nel corso del 17° minuto di gioco, calcio di punizione per il Velo sul pallone Lezza e poi Zuccollo prova direttamente la battuta dalla laterale, nulla da fare per lui. Sul pallone Ferragu viene pressato, si divincola elegantemente anche con una ruleta, con la Veronica era riuscito ad andarsene Nicola Ferragu, che ricomincia dall'out. Vergadoro, Cattin, pallone viene alzato in fallo laterale, Lezza sul pallone, Zuccollo ancora a divincolarsi, cerca la traccia per le vie centrali, nessun compagno comunque è pronto, addomestica il pallone, in questo caso Gobbo, nulla da fare per il Velo che viene rispedito nella sua metà campo. Rimessa laterale per Lezza, lancia in profondità di Derizzo, Zuccollo addomestica, a costo di allargarsi tiene in gioco la sfera e alla fine Lezza, miracolo da parte di Pagani che allunga la gamba, ma ancora Zuccollo scarica proprio sul capitano che in estirada, in scivolata anzi, non trova lo specchio. Gran caparbietà per Omar Lezza, che però non viene premiata. Lancio in profondità da parte di Cattin. Time out ora richiesto da mister Matteo Ranzan. Andiamo a sentire quel che dicono i protagonisti. Quando si sta? È facile, ci ascoltiamo Mauri, pressiamo, dai, pressiamo, se pressiamo, vado in difficoltà. Questo era il time out dunque di mister Matteo Ranzan che ha arringato un po' i suoi giocatori richiedendo maggiore intensità da spendere in campo, cercando ovviamente
la traccia vincente con cui risalire la china, ritornare sul livello del mare. Ora possibilità per Elmir che arriva quasi fino in fondo, poi con la punta centra all'esterno della rete. Viene reclamato a gran voce un calcio d'angolo che alla fine viene concesso. All'indietro su Vergadoro, proposto il pallone, possibilità di contropiede, ma Pagani disimpegna l'azione. Alla fine qui il contro break da parte di Derizzo, gran confusione al centro del campo, recupera definitivamente Gobbo, alla fine viene ostacolato. Dunque rimessa laterale per il Vicenza, lancia a tagliare il campo cercando Struzziero, credo ci sia stata un'altra deviazione, credo ci sia un'altra rimessa per i biancorossi. Elmir, colpo di punta, nulla da fare, rimessa dal fondo. Siamo ora nel vivo del 21esimo minuto, quasi al 22esimo, restano 8 minuti, poco più da giocare. Rimessa laterale ancora per il Velo. Sul punto di battuta Lezza, anzi pardon, chiaramente Gobbo, che scambia proprio con il capitano, mette al centro cercando Fondase, viene costretto ad indietreggiare il team in maglia granata. Lezza non controlla, scontra al centro del campo, fallo commesso ai danni di Cattin. L'aggressività comunque non si fa mancare da entrambe le parti. Punizione e terzo fallo commesso dal Velo. Vergadoro, Struzziero, Elmir cerca lo spazio in cui infilarsi, Gobbo ha letto tutto e recupera il pallone. Calcio d'angolo per il Vicenza, pallone messo in mezzo, arriva di gran corsa Cattin, ancora una rimessa Vergadoro, pallone all'indietro alla fine su Pagani, cercato Struzziero che si divincola e soprattutto prova ad emulare Zuccollo, almeno per quanto riguarda la posizione in campo e il mancino, ma in questo caso Carlesso fa buona guardia, protegge la sua porta, possibilità di contropiede ed esterno della rete colpito da Lezza. Una ripartenza guidata magistralmente dal Velo che però non concretizza. Altra possibilità di 3 contro 2 per la formazione granata, con in questo caso Fondase vicino al gol, ma Pagani mette una pezza. Elmir cerca uno spazio in cui infilarsi, alla fine il Velo tiene in gioco la sfera. Alla fine è fallo laterale per la compagine granata. Lezza, pallone all'indietro, Fondase, poi Castignero, non tiene in vita il pallone Lezza, ci ha provato fino all'ultimo, ma la rimessa è per il Vicenza. Possibilità ora per i biancorossi, non sfruttata da Riccardo Cattin. Mister Ranzan qui nelle nostre vicinanze giustamente si abbatte a terra per sfogare tutta la sua rabbia e il suo rammarico per l'occasione capitata al suo numero 5, davvero ghiottissima e soprattutto ben costruita, con una rete di passaggi fitta ed efficace. Castignero recupera ancora il Vicenza, passeggio, scambia con Elmir, ancora il numero 2, viene ostacolato, possibilità di contropiede per il Velo con Andrea Comparin, cercava Lezza negli intenti ma non calibra al meglio il proprio passaggio. 32 spettatori connessi in diretta, restano da giocare poco più di 5 minuti, più ovviamente
eventuale recupero che verrà concesso presumibilmente, se consideriamo il tempo che si è perso per concedere le cure a Pagani all'inizio di questa frazione. Fondase, ancora Lezza, viene rimpallato nel duello tra capitani con Vergadoro, lancia in profondità, colpo di testa, deviazione e credo calcio d'angolo per il Velo. E infatti così è. Fondase cercato all'indietro, Castignero, la battuta direttamente sul fondo, buona idea da parte dei giocatori in maglia granata, meno la realizzazione. Cattin cercato nello spazio, troppo lungo il suggerimento, fuori misura. Vicenza che seppur in maniera spasmodica comunque sta cercando con unghie e denti e soprattutto con quel che ha a disposizione il gol del pareggio, che dobbiamo dirlo meriterebbe per quanto prodotto sino a questo momento. Time out richiesto da mister Giorgio Schiro, andiamo a sentire i protagonisti. Paglia marcato, l'altro è partito, ok? Facciamo il cambio Omar con Bano, prima attenzione, Nemo dentro quello posto, Nemo dentro, dare il posto di sacrosanto per venire sia in fase offensiva che in fase difensiva, ok? Adesso devi andare a attaccare, cioè abbassiamo un po', però c'è prima ordinato tutte le posizioni, ok? Dai quindi, E queste erano dunque le indicazioni di mister Giorgio Schiro per i propri giocatori, ovviamente delle correzioni tecnico-tattiche ed una sana dose di carica che ovviamente serve ai protagonisti in campo per affrontare al meglio questi ultimi minuti di gioco. Fallo laterale ancora per il Velo, sul pallone Fondase. Davide Fondase, giocatore ovviamente classe 90, il Mir non controlla, lo fa solo parzialmente perché è pressato. La rimessa è comunque ancora per il Vicenza, che però viene costretto nella sua metà campo. Lancia in profondità cercando ancora una volta passeggio, poi Ganci spende i suoi primi minuti in campo, viene qui strattonato Andrea Zuccollo. E occhio perché Cesario è già ammonito, viene risparmiato dal direttore di gara, direi giustamente, saggiamente, non c'erano gli estremi per la concessione dell'espulsione del secondo giallo. Ha un po' rischiato chiaramente interrompendo una buona trama del Velo, ma c'erano comunque dei compagni in protezione, dunque non si può parlare di chiara occasione da gol. Sul pallone va Zuccollo, calcia direttamente oltre la porta difesa da Pagani. Per Zuccollo recupera per un istante, poi Ganci per vie centrali cercando il Mir, trovandolo, proprio Ganci va al tiro, pochi istanti di gioco gli bastano per rendersi pericoloso. Carlesso chiude il primo palo e sventa la minaccia. Cesario controlla in profondità per Ganci, poi possibilità per Elmir che avanza, colpo di punta, la palla schizza in questa occasione, poi la chiusura ai danni di Aziz Elmir in fallo laterale. Ora preme fortemente il Vicenza, caccia del gol del pareggio che sfiora in questo caso con Ganci. Il tiro cross di Cesario e da 0 metri il numero 8 va vicino alla deviazione vincente che non trova Zuccollo, circondato, costretto sulla laterale, costretto all'out. Scavetto in profondità, Zuccollo, tocco corto,
match con Zuccolo e ovviamente con Parin, i tre migliori in campo probabilmente di questa sfida, sigillano la rete delle 3-1. Ovviamente c'è tutto il recupero ancora da giocare dentro, nel frattempo Filippo Pinato, ma 2 gol di vantaggio rappresentano un divario direi rassicurante. Pallone per vie centrali, Cesario controlla, poi Pinato viene espropriato della sfera, Castagnero prova dalla lunga distanza e poi recupera andando in pressing. Siamo ora nel 31esimo minuto, da vedere quanto recupero ci sarà. Ricordiamo che c'è da considerare le cure concesse a Pagani, non l'espulsione, ci stavamo per sbagliare. Ovviamente ci sono state le cure a cui è stato costretto Thomas Pagani, che hanno fatto perdere una buona parte di tempo, una buona parte di gioco. Addomestica Ganci, poi passeggio, riesce con un mini sombrero a divincolarsi, poi Pinato, calcio addosso ad un avversario. Pagani, scarico su passeggio, non può ovviamente toccare il pallone Pagani e dunque Cesario è costretto agli straordinari per evitare il corner. Passeggio, pasticcia nel disimpegno, con Parin addosso a Pagani che non deve muoversi per fare la cosa giusta. Pinato sul lato opposto, addomestica e mette tutti d'accordo Carlesso. Per vie centrali Zuccolo, ancora una giocata sublime del numero 8 che tiene palla, la scarica all'indietro. Gobbo, scappa, palla al piede e ora possibilità per il Vicenza. La partita non è ancora finita, c'è ancora un barlume di speranza per i biancorossi. Qui c'è rimessa laterale, tiro cross da parte di Micheletto, pallone sul fondo. Si attende soltanto il fatto del fischio finale per assegnare la coppa e la medaglia di bronzo soprattutto al Velo Calcio a 5. Ora palla in profondità per il numero 4, scarica il centro, alla fine Zuccolo la tripletta la trova in chiusura di match. 4-1 per il Velo Calcio a 5 che chiude nel migliore dei modi con 4 reti segnate in questa finalina. 3 li mette a segno il proprio numero 8 che fa 4 in 2 partite, media realizzativa di 2 reti a match. Chiusura decisiva del Velo che porta a casa la vittoria e dunque la consolazione per i ragazzi di Giorgio Schiro è meritata e definitiva. Conquistano per l'appunto la medaglia di bronzo, chiudono al 3° posto questa Final Four dopo la sconfitta in semifinale e questa vittoria di misura, o meglio, chiaramente non di misura, ma con 3 gol di scarto ai danni del Vicenza Calcio a 5. Ci congediamo solo per un attimo, ci risentiremo tra pochi istanti per le premiazioni.
amici appassionati di grande futsal, non ci sarà in questo momento la premiazione che viene per l'appunto rinviata al termine delle 3 partite che sono previste in questo pomeriggio, dunque direi di congedarvi per questa prima diretta che vi abbiamo proposto su Futsal Veneto TV. Rimanete sintonizzati perché tra pochi minuti sarà il momento di goderci tutti insieme la seconda partita di giornata, ossia la finalissima della categoria Under 15 femminile tra Dream 5 Deauville e Futsal Cornedo. Qui da Marco Marra per il momento è tutto, un saluto e appuntamento tra pochi minuti.